Signore e signori, buonasera, vi preghiamo di mettere il cellulare in modalità silenziosa perché stiamo per cominciare le registrazioni di Roba Forte, un varietà musicale in collaborazione con il beneficio delle officine ferroviarie e Radio Flash, una produzione corto corto. Fammi vedere se sono scadute, perché... Ma figurati se le portano scadute. Mao, scusi, lei è fastidioso però con questa grattugia, Ma lo lasci Ma è introdurre? la sigla. Ma non è che stiamo andando a fare una gita, è la sigla, dobbiamo Bravo. partire dalla cosa, cosa dobbiamo fare? Sempre questa cosa che ci mettiamo, chiacchieriamo, i Lo fatti rimetta a nostri. posto ogni tanto. una Questo è un cosa po' programma dinamica. radiofonico. Sa che il Già vario... c'è del chiacchiericcio qua, Ma sì, ma perché seguono il vostro andamento, voi arrivate così. c'è in maniera- confusione stasera. No, c'è emulazione, se posso dire. Ha capito che c'è La emulazione? voglia, già che ho capito. Perché l'ha visto un po' pietrificato. no? No, infatti, fammi solo Però controllare. avevamo detto che stasera era una serata particolare, dovevamo essere un pochino più eleganti. Lei cosa si è messo sta camicia di nuovo? Ma qua c'è il team probabilmente Gay Pride Corea. No, ma No, Guarda, adesso non volevo paragonare perché Ecco, dica. è di una foggia questa camicia. È di Foggia? È di Foggia, l'ha No, comprata- dico, è di una... adesso Ah, è di una detto che foggia, era- scusi. Ma Hanno detto che Aspetti l'aveva che tolgo il bruciata la giubbino. coreana. Stiamo aprendo troppi discorsi. Ma sì. Mi fate solo controllare che l'ultima volta erano scadute e abbiamo avuto la sciolta per 20 giorni. Non può dire queste non è cose. vero. C'è qualcosa che deve rimanere nell'area del non detto. Queste sono buone, Sì. Poi anche della Dufour, quindi ringraziamo chi le ha portate perché Grazie. penso sempre io al provvigionamento No, delle lei non cose. pensa proprio niente, qua devo pensare tutto io. Ma di solito è effettivamente lo bue che porta delle vivande. E infatti, caramelle, lasagne al forno, le trote al carpione, Le ha fatte polpette, veramente? e gli strudel. Sì. Qua ognuno porta qualcosa. Però c'è qualcuno che non porta niente. Ma lei non porta mai niente, Non è vero, io almeno le cuffie le ho portate per tutti. Come? Ah, grazie. E chi è che non porta niente? Perché allora? lei cosa ha portato? Lei non porta mai niente, lei mangia solo. Vabbè, adesso non ci Eppure mettiamo. mantiene anche un... Vabbè, perché so mangiare. Ah, ecco. No, perché mangia una volta al giorno. Va bene. Insomma, amici, abbiamo cominciato così. Io devo essere sincero, sia sincero. sono abbastanza corrucciato, sono abbastanza triste. L'ho vista prima Sì, un po' sì. contrito, possiamo dire Sì, così. io non dico la presidenza del Consiglio. Ma che Ah, lei a quello sta Ma io pensando. pensavo che stesse ma ancora questa roba. Ma Noi ha fatto pensavamo un che- stiamo facendo un crowdfunding, non Appunto. dice niente, che sta andando Infatti. praticamente a picco. Ecco, il video, cioè non è che siamo sulle pagine È dei vero, giornali anche il video e sta lei si andando trova- male, perché io pensavo male. diventasse No, male no, virale, no, male invece... no, non è una malattia. Io voglio l'unica cosa veramente di virale che ho mai fatto è un'epatite. dire. Vabbè. Però adesso non scende nei dettagli. E invece lei si preoccupa della lista dei ministri. Il governo è fatto, È notizia di questa sera, lo Ma diciamo io agli di- amici in sala. Io purtroppo. almeno pensava che un dicastero... Chi pensava? Io almeno pensava cosa pensava? che un dicastero me l'avrebbe... A lei un dicastero? Sì, A lei? l'avrei preso, almeno un dicastero. Ma non su dico- quale base? Ma perché io comunque alle elezioni ho preso dei voti, Sì, Ma ma se ne ha preso quanti? 13 voti. Vabbè, non basta per un dicastero. Quanti punti ci vogliono per un dicastero? Non è la cosa del CRAI, scusi, non è a punti. Ma dica quello che vuole, comunque diciamo che non è secondo me un argomento che in questo momento ci può interessare, dottore. Infatti. Va bene, No, il problema allora è che di questi ministri probabilmente non ne conosciamo manco uno. Manco uno. non si A sa. parte sto allora Savona. io di- direi di non entrare, è vero, nello specifico, ne parleremo poi domani. Io di questi non mi sono mai fidato a tempi sospetti, quindi non mi fiderò neanche adesso, però staremo a vedere. Cari amici, ben giunti a questo appuntamento con Roba Forte, il varietà radiofonico musicale che vi tiene compagnia in questo il meglio di Roba Forte. Siamo arrivati alla terza puntata e allora non posso che presentarvi calorosamente alla mia destra, alla sinistra per chi è seduto in platea, Capitan Frido! Merci!
che dire del nostro regista, ideatore del programma, chansonnier, armato come una volta era Johnny Cash di chitarra in mano e solo quella la sua arma vincente, Mao! Al mio fianco l'unico figlio dei fiori, stilista. Più che figlio dei fiori, quello si diceva in un altro modo con tutto il rispetto Si per la faccia mamma. i fare suoi. Quello è sempre stato un figlio. Vabbè. Lascia stare. Ok. Savino lo bue. Veramente ti manca un pezzo di ringhiera e sembri un balcone proprio. Stai zitto. E naturalmente l'inimitabile, il grandioso dottor Lo Sapio. Oh yeah! Amici, questo è il team di Roba Forte, terza puntata della quarta stagione. Naturalmente quarta stagione vuol dire 4 anni di fila che, come dire, siamo in mezzo a una strada, come ama sempre Sì, dire lei. siamo sempre in mezzo a una strada. Come Ginko. Il pubblico lo ha capito e anche se non ci ha premiato col crowdfunding perché molto evidentemente No, sa cos'è? È un problema di lamentarsi, pronuncia, ma non so se è d'accordo, perché il crowdfunding, tutti hanno capito che bisognava poi costruire una corona. Non so se sì. di fiori, cioè, Sì. non è Il fatto- crowdfunding, non si capisce cosa dice lei. Allora, forse è stata la comunicazione dove abbiamo peccato, Magari credo anch'io. non nello Non perché specifico. non gliene fregava un cazzo di cosa facevamo. guarda. Non dica così. a Io parte- sono sicuro che avessi fatto un crowdfunding per farmi mettere a posto i denti avrebbero messo più soldi. Sì. Sì. Poi cosa dava in cambio? Dei morsi. Dottore. ma scusi Mao, però non piangiamoci Non è addosso. male questa, Mao. Ma Se diciamo, permettete mi toglierei, fate un applauso perché era bella. però scusate, diciamo a quanto siamo arrivati. Non buttiamola tutta come dire Ma in che vasca. cazzo, ma che cazzo No, no, dai. ci mancano ancora 3.000 euro in 8 giorni, dai. A 8 giorni, non lo dica perché Ma neanche ci fosse, che ne so, qui Onassis riusciamo persona. a coprire. non lo so. Bastano Ci quei abbiamo- 400 euro al giorno. ma scusi, le vedove di Lobue. È vero, te No, lasciatele stare, non ce n'è neanche per me, perché non se le danno a voi. è vero, lei che ha tanto appeal sulle vedove, dovevamo fare sto spettacolo al dopolavoro della Fiat. Magari andava meglio. No, andava di sicuro meglio, almeno Ma non va si bene, fascia va la bene. testa prima Ma di io vedo passare. però gente addirittura barbicata qui sui mancorrenti. È un Vabbè, piacere. ma non pagano questi, stanno solo sui mancorrenti. Sono solo barbicati. Esatto, va bene, ma noi vi amiamo ugualmente. Per favore, ha finito di mettere questa dubbia tecnologia qua vicino a me. Guardate che ancora che il cellulare c'ha lo bue. Lascia stare. Sembra la trousse quelle per pittarsi. La Magari la cipria. usa anche per quello. Meraviglioso. Poi sembra che sia ho paura che glielo fregano, ma questo lo metti nel cortile e non te lo tocca nessuno, cretino. Allora, è bello che sembra un dispositivo di scena, no? Un oggetto teatrale. No, Invece no. invece è vero, Invece è proprio il suo cellulare. Oh, vabbè, lo metto in tasca. Faccia così, ma faccia così. offende. C'è il mio amico Cretu del Camporom, ce l'ha più bella del Ma lui Cioè, c'ha lo smartphone. è c'ha lo smartphone. mica Ah, lui scemo. sì, eh. Lo so io che gli faccio le ricariche, figurati. chiaro. Va bene, allora, Va bene. amici, prima di incominciare, permettetemi, mi faccio un attimo serio perché... Sembra incredibile, ma succede anche questo. Sì, perché volevamo dedicare la puntata di questa sera a un amico che purtroppo non c'è più, un amico che come voi spesso era lì seduto ad assistere a Roba Forte, era un amico di tutti noi, io con lui condividevo anche una grande passione che era quella per il pugilato e questa sera volevamo così non... come dire, farvi partecipi di questa cosa senza darvi il peso di questa nostra personalissima tragedia, però era giusto doverlo fare perché era un nostro amico e quindi questa settimana, questa puntata la dedichiamo a Cristiano. Buon viaggio Cristiano. Ma ho detto questo, siccome lui come noi amava ridere e scherzare, sicuramente apprezzerà questo appuntamento, questa puntata. Mao, io non posso altro che chiedergli la sigla per dare inizio a questa puntata che non è solo piena di ospiti importantissimi, è piena. ma è piena anche di cultura, è piena anche di costumi, inchieste. Ecco, vede che la gente lo sa, Lo sa. vede? Ci sono sempre dei belli apprezzamenti, che bel pubblico che abbiamo, Sì,
Pensa fosse il pubblico nemico questo. Vabbè, dottore, ma è così un po' di dialettica. È un chiaro. po' di dialettica, va bene. Allora abbiamo avuto le ghiacciomenta e ringraziamo. Poi quelle di Marco, queste sono le ghiacciomenta, non quelle che compri tu, pezzo di tirchio maledetto. Guarda qui, ghiacciomenta. Ma no, è Ambrosoli quella. No, leggi bene. Ambrofoli. Sono quelle- Ambrofoli. Ah, sì. Taroccola anche le caramelle. E sotto c'è il marchio dell'ASL. Con l'acido folico. 15 Dì la giorni verità. di mutuo ti danno una caramella. Ma le fanno in Cina quelle. No, questo non le prendo. Nell'area del Palazzo Guangdong. da Dai, Tonino. Non importa dove le prendo. Però lei non dovrebbe mangiare Sono durante quelle la che ho Va bene. avanzato di Natale. Io le prendo perché avendo mal di denti, questo rafforza. Ah, sì, male su male va male via. su male va via. Sì, Male lì su male è il va via. meccanismo aritmetico dell'elisione. Ma ho capito, che cazzo, ma Tiene il ritmo, la vita è una tutta la questione di ritmo. sera la facciamo la sigla. Ah. Allora, vediamo se qualcuno vuole andare il weekend alla Igueglia, che tempo che c'è. Ecco. Mi dica un po'. Cosa dicono Che le bello, inglesi? sente le onde, Che sente tempo fa? Piove? è No, calmo, no, è bellissimo. è calmo. Non annusi perché Calmo, non garantiamo. C'è una puzza qua da primo È turno. perché erano in cantina insieme ai topi. Quanti domani fanno il primo turno? Qua dobbiamo iniziare prima. Oh, guarda, c'è proprio odore o di primo turno o di ultimo turno. Ancora gente che puzza di torneria. Non sente questo odore? No, non lo sento. Dico, Va bene, va io bene. sono iperolfattivo, nel frattempo salutiamo Spiripicchio gli con ultimi lo arrivati. sfratto, residente in via Lombroso, ricercando una dimora, si poneva pensieroso, non sapendo come fare in quel luogo dimorare. Chiese allora informazione a chi ha ogni soluzione. Sentite come tengo la nota. Vabbè, ma non si imbrodi da solo. Mamma mia. Hanno di porta palazzo, c'è una terra di frontiera, bella come il paradiso. E come la chiamano? E la chiamano la barriera, ci sono 1000 infrastrutture, c'è lavoro, tanta grada. Cosa aspetti, fai un trasloco e vieni a vivere di noi. E allora vieni a vivere di noi. Guarda che pubblico. Di ballare brava è sempre estate, le tasse non le paghi se non vuoi, e ti puoi fare i cazzi tuoi, e ti puoi fare i cazzi tuoi, vieni a vivere di noi, è sostenibile, è riciclabile, e per vicino scegli quello che vuoi tu. Uno underground, uno Zulu. Ma devi sempre rovinarla. E per vicino scegli quello che vuoi tu. Un underground, uno Zulu. Starata. Eccoci qui.